tra i vicoli della zona mercato, tra i pianti di un paese bombardato, un gruppo di devoti si è affidato a Maria Vergine, detta dell'Arco. Correva l'anno del 43, sotto dominio, la guerra ogni speranza aveva spento, senza un domani, ma luce rindugori dice credere, non si studiava, sta storia nasceva a Portici, nel largo di un quartiere detto Trivio, addosso sentimenti ancora viva, nato 75 anni fa. Quanto ti ama Portici, figlia Maria Santissima dell'Arco, devota all'attivo medico San Ciro, mi chiede ancora se va accompagnare una di 100 anni, una di 100 anni. Vogliamo ringraziare vivamente a tutti i Puyenta, dal primo presidente al nuovo piccolo battente, a chi ci ha dato tanto e adesso non è più presente. uniti mano nella mano, Via Luca Giordano, a Portici, città nel largo di un quartiere detto Trivio, addosso sentimenti ancora viva, nato 75 anni fa. Quanto ti ama Portici, figlia Maria Santissima dell'Arco, devota all'attivo medico San Ciro, mi chiede ancora se va accompagnare una di 100 anni. una di 100 anni, una di 100 anni, una di 100 anni. Negli anni bui dove ogni stato era affranto dal conflitto armato, ci oscurava il bene e il male, la seconda guerra mondiale. E bombe, i casi che carevano, la fame, la peste, la carestia. E ogni suono in una sirena si fuiva mesa via. Non spuntava mai più solo, erano 8 giorni interi. Il piave mormorò, non passa lo straniero, si cantava per combattere la paura. Portici era poco più di un quartiere, gente povera e rovine, sparsa tra Vesuvio e mare, che la gente ci credeva. Strinsero un'associazione, uniti con Gesù e Maria, sotto il titolo dell'Arco, e Luca Giordano era la via. La speranza si riaccese, rinasceva quel paese, poi la guerra terminò, quella fede continuò. 1943, 2018. 75 anni ancora noi a sentirci vivi.